un supporto alla città come infoturistica in tutta questa zona che manca. Dunque saremo a disposizione di tutti i turisti che arrivano dalla zona stazione, dalla zona Verona Sud. Io do la parola a chi è riuscito a capire questo messaggio immediatamente, spinto tantissimo per far sì che sia arrivato questo giorno, ci sia questo miracolo, perché secondo me l'apertura della porta è un miracolo. Do la parola all'assessore Marco Padovani. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, non solo l'assessore Padovani, ma direi tutta la giunta, tutta l'amministrazione, il sindaco in testa, abbiamo capito che questa era una grande opportunità per la città, perché questa, come diceva il dottor Chiantara poc'anzi, è la prima volta in assoluto che apriamo questa porta, questo bellissimo monumento del Cinquecento, ma ne parlerà sicuramente meglio di me la collega Tofoli fra poco. Quindi una soddisfazione per la città intera, per poter mettere a disposizione, ovviamente ringrazio anche la sovrintendenza perché il passaggio che abbiamo fatto è stato altrettanto importante, per riuscire ad aprire, io credo, un ciclo per il futuro dove daremo maggior riguardo, maggiore attenzione a questa porta. Buongiorno a tutti, io ho particolarmente piacere oggi di vedere questa porta aperta. Direi che qui potremmo mirare la storia nella storia. È una porta cinquecentesca che è piena di curiosità e di piccoli scorci sconosciuti. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma sul terrazzo, che non è praticabile durante questa apertura, ma che noi contiamo di poter avere oggi per questo periodo il piano terra, ma un domani anche le gallerie di contromina che attraversano la porta, ma di poter recuperare anche sul terrazzo c'è un leone della Serenissima che è stato bombardato, ma alcuni pezzi sono ancora ben visibili sul tetto e quindi l'attenzione sarà nel portare i cittadini veronesi all'interno della porta, ma per poterla poi anche ripristinare. Ad oggi questa porta è stata aperta solo ed esclusivamente per gli studiosi, infatti moltissime università anche nei recenti mesi passati, non solo dall'Italia ma addirittura da Shanghai, sono venuti a fare degli workshop internazionali qui. Noi purtroppo non la apprezziamo per quello che è. Con Porta Palio è una delle porte più belle, io dico sempre, non solo di Verona ma addirittura d'Europa e perché no del mondo.